Dobbiamo lavorare ovviamente con le scuole, parlare ai ragazzi, non perché i ragazzi siano i più coinvolti dal femminicidio, anzi gli adulti non mancano di avere purtroppo questo primato, e dall'altro anche di fare un grande lavoro come comunità, partendo dalle famiglie, partendo dagli amici, dei giovani, ma non solo, visto e considerato che molto spesso dei segnali, degli alert che sembrano banalità, poi magari nel caso estremo possono trasformarsi in quello che abbiamo visto. La mente malata va intercettata, la mente malata va intercettata. Per quanti progetti si facciano, poi forse il vero progetto è quello di educazione, ovviamente ai sentimenti, alla gestione dei sentimenti, al rispetto della donna, ma dall'altro anche dei progetti che ci aiutino a fare un'altra cosa importante, che è quella di spiegare che se si vedono dei segnali non, diciamo, non di normalità, vanno comunque affrontati e ovviamente segnalati a chi è esperto nel trattare le patologie, soprattutto le psicosi, le ossessioni. Se investiamo su questo alla fine isoleremo le menti malate e isolate le menti malate dovremmo agire, diciamo, proprio clinicamente sulla mente malata, ma questa è un'altra storia.